È stata festeggiata oggi a Udine anche la Fieste de Patrie del Friul, organizzata quest'anno dal Comune di Udine con il sostegno della Regione e dell'Arlef in collaborazione con l'Istituto Ladin Furlan Precheco Placerean. La manifestazione è cominciata di buon mattino con l'esposizione della bandiera del Friuli sul castello, a cui è seguita la messa in friulano in Duomo. In piazza Libertà ha concluso l'inno ed esposto il grande drappo celeste, è stata letta la bolla dell'imperatore Enrico IV, l'atto fondativo della patria. A seguire Stefano Ceretta, vice sindaco di Gorizia, città che aveva ospitato la Fieste nel 2019, ha simbolicamente consegnato la bandiera del Friuli nelle mani del primo cittadino di Udine, Pietro Fontanini, che parlando della Fieste ha precisato il fatto che questa edizione si tenga a settembre invece che il 3 aprile, data della fondazione dello Stato patriarcale del 1077, dimostra chiaramente la determinazione del popolo friulano e la volontà di non arrendersi alla pandemia che ancora, seppur vedendo la luce in fondo al tunnel, stiamo attraversando. L'idea di far confluire questa celebrazione all'interno di Friuli Doc rappresenta la nostra capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, come fatto all'indomani del terremoto del 76. Così Fontanini.